Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti a Barbarano. Siamo in provincia di Vicenza, quindi oggi sono Colli Berici, quindi oggi è praticamente casa mia. Il comune di Barbarano ultimamente ha tracciato un bel reticolo di sentieri, come avete potuto vedere anche dalla cartellonistica che vi ho fatto vedere poco fa, e andiamo a fare il sentiero 75 della Scudelletta, dove ci saranno anche delle cose molto particolari ed interessanti da vedere. Dai, si parte da qui. Il percorso dovrebbe essere di 11 km circa, di 500-600 metri di dislivello e percorrenza 4 ore. Vediamo in quanto siamo capaci di farla. Seguitemi che sarà un bel giro sui Colli Berici anche oggi. Andiamo! Qui il sentiero 75 si divide dal 71. Poco dopo aver imboccato il sentiero, la cartellonistica consiglia di venire a visitare questi albi, li chiamano loro, quindi quei pozzi dove venivano con gli animali per dissetarli. In realtà questa è una necropoli, sono antiche tombe rupestri dell'epoca longobarda o germanica. Un racconto e una storia che fa parte della leggenda, delle leggende dei Colli Berici. Dai, abbiamo visto una cosa interessante e proseguiamo perché di strada ce n'è ancora tanta e sicuramente i paesaggi belli non tarderanno ad arrivare. Anche la giornata è splendida, guardate qui mentre continuo a salire. Qui invece mi trovo nei ruderi della casa dell'eremita. Leggenda popolare dice che qui appunto ci abitasse un eremita. In realtà non so poi cosa sia, fatto sta che comunque tutto questo territorio è comunque vasto e ricco di monasteri e zone in cui appunto monaci e eremiti andavano a ritirarsi in preghiera. Ora vediamo un attimo qui dentro. C'è un bel rifugio anche. Se uno volesse venire a fare un po' di selvaggitudine nei Colli Berici, occhio però, perché sono ruderi appunto. Dai, proseguiamo con il sentiero che, come vedete, parte già alla grande.
Qui il cartello Barbarano, la perla dei Berici. Laggiù un po' di panorama che purtroppo non si vede, ma c'è tutta una visuale sui Colli Euganei da qui, molto bella, particolare. Però quello che non si dice e quello che non si deve far vedere nel dietro le quinte è che siamo qui e questa struttura sicuramente datata di secoli è diventata zona militare. Vabbè, insomma, controsensi paesaggistici e umani di questa terra, ma non ci perdiamo d'animo, fa parte di noi, fa parte del mondo, fa parte della società che stiamo vivendo. Qui c'è un bel cartello scritto 75, sentiero segnato benissimo. Un grande applauso a chi gestisce questi percorsi, veramente bravi. Il comune di Barbarano si sta dimostrando uno dei comuni che forse più valorizza il proprio territorio. Veramente tanti complimenti. Adesso credo che qui si è raggiunto il punto più alto del percorso e credo che si debba scendere. Dopo esserci rinfrescati alla fontana della Scudelletta, si segue il sentiero, si risale ancora un po' e vediamo quali sorprese ancora. Mamma mia, qua spinge un po'. Va su bene, va su bene. Per arrivare sopra questo cocuzzolo, salitina bella impegnativa, bella importante. Ma va bene così, perché non avete idea di cosa arriverà nelle prossime settimane, nei prossimi video. State attenti, mettete l'iscrizione, la campanellina, perché arriveranno dei video potentissimi, ve lo posso garantire. Barbarano, magia dei Colli Berici comunque. Prima eravamo esattamente là, adesso veramente forse è arrivato il momento di scendere davvero giù in paese.
Eccoci di ritorno in quel di Barbarano. Sono 11 km, io li ho fatti circa in 2 ore e 40 più o meno, e un giro molto molto bello. Qui c'è la possibilità di sceglierne per tutti i gusti, quindi giro super consigliato. Colli Iberici, sempre una grandissima magia, sempre esperienze da fare. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemelo nei commenti, mettete i like, fatemelo capire. Ci vediamo al prossimo, perché i prossimi video saranno delle bombe. Veramente, a presto, ciao ragazzi.